atmosfera di casa, naturalmente accompagnati dalla fanfara e dal tripudio del pubblico religino, oggi confinato ovviamente sotto le tribune coperte a causa di una pioggia battente che renderà questo derby speciale anche per l'ambiente meteorologico. Un saluto da Alberto Guerrini e da Antonio Romeo, buon pomeriggio, buon rugby. Gli equilibri, diciamo, dei pesi dei pacchetti, ma adesso il primo ingaggio non era un calcio di seconda, semplicemente per un anticipo di spinta. Adesso si comincia già a vedere cosa succede. Da questa parte già un problema sulla slot di destra. 14-3 e quindi probabilmente vedremo ancora una volta, ci auguriamo di vedere un altro derby con Eurovigo magari a fare la partita. Attenzione, il primo calcio è fuori, quindi niente da fare, 0-0 rimane ovviamente dopo 3 minuti. I nostri due super coach di entrambi i team abbiano preparato, come dicevo prima, un piano B per cercare di capire una grandissima prova della difesa petrarchina proprio a colpi. Stefan Basson al piede. Stiamo a vedere l'esito di questa esecuzione. Palo pieno, pestano sui piedi rosso-blu, Chillon apre a sinistra dove c'è forse la superiorità numerica per il Rovigo, no, il Petrarca chiude bene, Torres ricacciato indietro da una buona difesa patavina, riprovano i rosso-blu con gli avanti, Chillon, Edo Lubian riesce a entrare nell'area dei 22. Buona questa palla. Attenzione, arriva e segna la meta. Sull'out di destra, Stefan prima ha colpito il palo, vediamo se... Attenzione, si alza bene. Quella là. Rovigo che fiuta la meta e qui grande sfida anche tra i due pacchetti naturalmente. Grande sfida Alberto, e grande pazienza nel riuscire a guadagnare anche 15 centimetri. Vediamo che Basson si porta sul lato destro, sguarnito, vediamo se i giocatori del pacchetto rosso-blu se ne accorgono. Ancora un prendi e vai, ma poi l'arbitro Liperini dice attenzione, devi giocare, pallone, attenzione, bomber di là! Meta! Bravissimi anche i backs del Rovigo che a un certo punto hanno cambiato senso, Basson, Barion sono dall'altra parte. Complessiva. Ecco il calcio di Meliti Politi che Si alza ha una bene, grande forza nella propria muscolatura di conquista statica, però il Petrarca è riuscito a evitare una marcatura diretta. Adesso però il pacchero di Gino con gli uomini in piedi, poi da Mol si passa a Racche, adesso apre Chillon, Rodriguez, Eccola. no! Meta di Basson. Fantastico passaggio delle mani d'oro di Lucio, Stefan non ha nessun problema a mettere il pallone in bandierina. Non riesce la conversione, ma per rallentare l'avanzamento rosso-blu. E adesso parte Vai Muccignat. Ale! A 4-5 metri. Apriamo i cancelli, Bravo. facciamo entrare i tori. Là! Bonus! Signori, bonus! Doppietta di Basson! A farci capire se effettivamente può essere così. Sicuramente la partita del Petrarca nei prossimi 40 minuti. L'occupazione del campo rispetto alla difesa rosso-blu che non si fa trovare impreparata. Abbiamo spostato Majstorovic, adesso siamo sulla linea di meta. Attenzione, Cicchinelli andrà in seconda, quindi giocheremo con 4 terze linee. Meta del Petrarca. Poco importa, arriva la conversione, 26-13. Vediamo l'introduzione di Chillon. Ancora una spinta del pacco rosso-blu. C'è l'abbrivio, pericolo per il Petrarca adesso. C'è un buon ritorno. Controspinta del Petrarca. Vanno. Il Rovigo c'è. Eccola qua! Questa è la meta del KO. Straordinario Antonio! Dopo un'ora e 10 minuti di gioco. E questo veramente è il colpo del KO. Già, delle seconde linee del Rovigo oggi e anche delle prime linee, cioè i primi 5 uomini del pacchetto. Petrarca dentro. Il Petrarca va in meta. Attenzione, meta al 37esimo. 3 minuti. Non arriva la trasformazione. Allora, e adesso c'è un calcio di seconda per il Rovigo. Quanto è prezioso questo calcio di seconda? Eccolo qua quanto è prezioso. Allora amici di Rugby House, la partita si conclude, gara 1 di semifinale. Femici Seta Rugby Rovigo Delta, parte Petrarca Padova 33-18, Antonio